A 675 anni de sua morte, diverse iniziative sono stati smettuti in pins, tra il 6 e il voto di Ugne, parvisati dal Beat Beltram di San Geniez, il patriarca di Aquileia, e plui amate visate Furlans, un protagonista assoluto dal periodo medievale del Friuli, che la sua figura si è tramandata per secoli e secoli, dice avvenimenti organizzati per celebrare la sua memoria tra Martignà, San Giorgio, de Richinvelde e Udin, Andi Fevel, il presidente Arle, Feros Cisilino. Si tratta di iniziative importanti che hanno avuto la possibilità di essere sviluppate di cui amministrazioni comunali e a queste amministrazioni comunali vi già prenotazioni per il 2026, sicché vi sicuramente una grande prospettiva su questa figura, che è una figura importante e che se ben che sia in passato si è sequi dalla sua morte, in realtà la vin enchiamò un lavoro alimento, è stata la figura che anche tra gli altri robe che l'ha fatta nos ha dato l'aquila che noi doprin come simbolo dal Friuli, quindi un'aquila dorata nota al ciel blu e che faceva parte del suo corredo funerari, ma oltre a questa simbologia è stato così importante per il Friuli per tutta una serie di attività che dal suo momento che lei è arrivata a governare appunto il patriarcato alla mettuta in piedi, e anche con grande attenzione sugli spazi più deboli, che è importante a un periodo lì che forse le priorità potevano essere altri che lui ha sicuramente curato, ma l'ha curato anche i rapporti con questi spazi deboli, che l'ha sempre sostenuto e che probabilmente sono stati anche che gli hanno dato una grande riconoscenza dal momento in cui è venuta a mangiare per mans di qualche dunque chiaramente aveva altri interessi da un punto di vista politico. Quindi riguardin il patriarca Bertrand, il Beat Bertrand, con gran plaisir e con grande stima per i suoi confronti, sperando appunto che dagli anni Savigny questa manifestazione, che come conta una serie di events, ma che può crescere e che può venire valutata sempre più importante, soprattutto dalla nostra popolazione furlana. Gli eventi sono sparniciati tra due comuni, anzi bisogna tre comuni, Martignà, che ha avviato in prima battuta le commemorazioni sulla croce patriarchia Bertrand dai prasi della patriarchia, che sono più o meno la chiesa amata, ma sono ben segnalati, e dopo anche il comune di San Giorgio, lì che i viodin proprio dal cibo di Bertrand, che si chiama proprio dal comune, dalla dogna della Glisea, di San Nicolau e lì appunto va in l'esposizione dal Panel, ma soprattutto una serie di iniziative che vedono anche la presentazione di libri e la commemorazione di una figura così importante che è sicuramente stata valorizzata dagli anni, ma che il comune ha veramente dato il miglior di sé. E come spazio e rubriche di Gnovis dal Monte. In Francia, alla Fort sugli solmis de nostra emigrazione, si è tenuto il gimulamento col comune di Tei Venit, nasciuto in gracis dei rapporti instaurati tra i rispettivi sfogolari. All'ia del marzo 2003, quando in occasione dell'Assemblea Generale dell'Associazione Regionale dei Fogolari della regione francese di Lot-et-Garonne, il presidente Jean-René Alberghetti all'invitava una delegazione al Fogolar Furlan di Tei Venit, in persone da suo presidente Lauro Nicodemo, a tenere una prolusione sul tema Vignesi e il Friuli in te storia in Tallengacce. A epoca Alberghetti era anche il presidente del comitato al gimulamento dei comuni dal sud-ovest de France. Il successo delle iniziative che si tenuto nel comune francese di Port-Saint-Marie lo ha portato a proporre un gimulamento tra il comune di La Foyte e i Venit, dal momento che dopo la Grande Guerra tanti giovani furlans e Benizza sono arrivati per lavorare in tai chiasai per via dall'alto contributo di sangue dei giovani francesi nel fronte occidentale. Ai cerimonie di gimulamento dai 3 di mai, la delegazione di Tei Venite è stata guidata dal sindaco e già presidente al fogolar locale Oscar Cicuto, dei delegati ai gimulamenti Valentina Nicodemo e del consigliere comunale Franca Ferraresso, accettati dal sindaco, dal comune di Lafo, Johan Verdi e da Cemut che Lafo e comuns limitrofs a un'organizzazione rurale tan simile alle campagne furlane. In tal 2026 le stesse cerimonie si tegneranno ai Venit per permettere agli ospiti francesi di partecipare
le ricorrenze storiche dei 6 di Ugna Udin in occasione del memoriamento del Beat Beltram, nasciuta a Saint-Genien in regione Novella-Aquitaine, che appartiene anche al comune di Lafaux. In te sede di Viampede si è fatta l'assemblea ordinaria per rinnovamento dei schiavi sociali dal Focolare di Milan. All'ordine dal D la situazione al contenzioso sulla sede, la relazione del presidente Elena Colonna sull'attività fatte e il rendiconto dell'esercizio 2024 approvate all'unanimità. Sono stati esaminati anche certi proposti per manifestazioni del 2025, di là degli appuntamenti dal ungustacolo autore osteria de stazione, già che si sono tenuti col scrittore Flavio Santi per presentazione del suo ultimo libro, L'autunno del sultano, e col pittore Francesco Tognuti, che accompagnato da Maria Elsa D'Angelo, presidente del Focolare Furlan di Bollate, ha illustrato certi dei suoi opere più conosciuti. Palistata le preveduto la tornata in Friuli per visite a Gorizia e Nova Gorizia, ma già sono preveduti per 2026 appuntamenti significativi. Ai 6 di maggio per i 50 anni del terremoto in Friuli, ai 30 di novembre per i 80 anni di fondazione del Focolare, ai 20 di dicembre per celebrazioni 50 anni di messe in domo in Lenghe Furlane. L'Assemblea ha eletto un nuovo consiglio direttivo che al viola di conferma del presidente Elena Colonna, l'assegnazione di chiari di vicepresidenta Gunnar Cautero, titolare di Osterie Furlane a stazione, e di segretaria Sergio Iacuzzi. I consiglieri sono Giovanni Colussi, Anna Maria Pozzi e Vittorio Storti, che quest'ultimo riconfermato direttore del notiziari. E alle dute per voi, visto l'appuntamento a domani, mandi e buone serate.